ad libitum per tutti. Come sai, caro Salvo, si avvicina il momento. Quale momento? Si avvicina il momento. Sabato sarà il momento della verità. Catania-Juventus, no? Sì, Catania-Juventus. Catania-Juventus, c'è Catania-Juventus. Ore 20:45. Dopo 20 anni. Dopo 20 anni del Piero, Trezeguet. Porca miseria, Ma noi tifiamo Catania, non se ne deve parlare. No, siccome si erano incontrati 3 tifosi, erano un tifoso milanista, un tifoso juventino e un tifoso del Catania Calcio, che erano tutte e 3 insomma in vacanza in Arabia Saudita. Ah sì? Sì, era questo posto bello, l'Arabia Saudita è un posto particolare, un posto insomma di chi è un po' coscevosi anche, dove insomma è bello andare, però attenzione, perché ci sono cose che non si possono fare. In Arabia Saudita? In Arabia Saudita non si può bere alcolici perché la religione non lo consente. Di religione musulmana, ora questi 3 facendo baddoria, parlando di pallone, e vivo Milan e forza Juventus e forza Catania, insomma, chi si imbriacano, avevano fatto un poco di baldoria nell'albergo, i pigliani attaccano a tutte e 3 e le hanno portate al cospetto del, come si chiama, il saudita, diciamo, l'emiro, lo sceicco che era lui che decideva di tutti, no? Si disse: benvenuti in Arabia Saudita. Così. Benvenuti, voi avete fatto un poco di bordellino l'altra notte. Bordellino Arabia Saudita non è concesso, non è consentito. Scusami, come si chiamava lo sceicco? Si chiamava Abdul Kalam Salam, che tradotto significa Saro fa sapere. Volevo sapere questo. Bravo, lui. Perché io il sospetto l'avevo, il sospetto lo avevo, però, vabbè, scusami. Io ci disse, benvenuti in Arabia Saudita, ne fanno coppa con la mano, benvenuti in Arabia Saudita. Sì. Voi avete fatto bordellino qua. Ieri sera non si fa bordellino a rabbia, è una cosa che non è concessa, non è possibile fare. Avete bevuto alcolici, ai. Ora io dovrei punire voi per questo fatto che voi avete fatto qua, non capisco più se è arabo o tedesco, non capisco più niente. Vabbè. Qualche inflessione c'era questo colpo di... però la punizione sono circa 20 frustate ciascuno, tranne per Catanese, che invece avrà 40 frustate perché stava imbriacato tutti, perché il Catanese deve essere speciale. 40 frustate ci devono dare, no? Però oggi compleanno di mia 13ª moglie. Mia 13ª moglie oggi compie anni e quindi io concedo a voi, perché è compleanno di mia moglie, un desiderio da esaudire. Uno a te, tifoso di Milan, uno a te, tifoso di Juventus, e 2 a te, Catanese, perché tu 40 frustate, quindi tu 2 desideri. Va bene. Basta, il milanista giustamente dice: ma insomma, dovete frustarmi, 20 frustate, un desiderio a disposizione, e allora legatemi un cuscino sulla schiena. Furbo, no? Milanista, furbo. Si mettono un cuscino sulla schiena, era il suo desiderio, in modo che così non sentiva le frustate. Cioè cominciano a dare queste 20 frustate, a 10 frustate non ne potete chiudere, il cuscino si scegava tutto, quindi l'ultime reci gli chiappavo tutte belle in chino, da carina, no? Giustamente il tifoso della Juventus dice: ma allora dice a me, che ho un desiderio da esprimere, ci legatemi 2 cuscini nella schiena, cioè così il primo chilo si scegava con 20 frustate, io convinto ce ne metto noi, c'è sicuramente la cosa. Basta, lo frustano, arrivato alla 15ª frustata, tutti e 2 cuscini non resistono più, l'ultimi 5 si chiappava bene, andava carina magari. Il catanese dice: allora tu hai 2 desideri, esprimi tu i 2 desideri. Dunque, signor Sceicco, parlando con lei, come primo desiderio, anziché 40 frustate, ne vorrei 400. Dice: non ho capito. Ci vorrei 400 frustate, 40 non mi bastano. Anche coraggioso, non solo baldoria, bravo, c'è anche coraggioso. Tuo primo desiderio, 400 frustate. Bravo, esatto, 400 frustate. C'è tuo secondo desiderio, attaccato a Juventino da carina. Che volete? Che volete? Sempre catanesi siamo, che volete? C'è niente da fare, è così, c'è geniale, qualcosa, geniale. D'accordo, grazie Giuseppe, ci vediamo dopo per il Forza finale. Catania, mi raccomando.